Questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 novembre, torna in Friuli Venezia Giulia l'appuntamento con cantine aperte a San Martino, scopri i colori e i sapori dell'autunno. Degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, laboratori artigianali, pranzi e cene con i vignaioli saranno gli appuntamenti speciali di questo evento. Inoltre piatti speciali con prodotti tipici tradizionali a base d'oca e ovviamente tanta allegria. Cantine aperte a San Martino permette di riassaporare le emozioni di cantine aperte in occasione della cosiddetta ultima estate dell'anno, rivivendo l'esperienza unica di conversare con appassionati produttori e conoscere direttamente da loro l'andamento della vendemmia appena conclusa, ammirando i caldi colori di questa stagione. È in sostanza l'occasione perfetta per entrare nello spirito autunnale delle cantine, deliziarsi con i sapori del territorio e cogliere l'occasione di degustare il vino nuovo, ma anche tra gli altri vini più strutturati e impegnativi da meditazione. Oggi particolarmente importante è tutto il lavoro che svolge il Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia e abbiamo l'occasione di parlarne con il direttore Massimo Del Mestre. Cosa rappresenta per Movimento Turismo del Vino Cantine Aperte, in particolare questa edizione di Cantine Aperte che si fa in autunno? Cantine Aperte a San Martino esiste già da 8 anni, ha il format di Cantine Aperte, mentre in primavera l'evento è un po' più aperto, ha numeri più importanti. Qui in autunno, la stagione stessa, cerchiamo di curare più le degustazioni, gli ospiti vengono invitati a entrare nelle sale di degustazioni e vengono creati questi abbinamenti cibo-vino, quindi vengono fatti sedere nelle aziende, quindi si cerca di essere un po' più calmi in questo momento dell'anno, in questa stagione dell'anno. Abbiamo voluto inserire il concetto dei colori, i colori dell'autunno, i colori, dico anche un concetto, è partita un'importante collaborazione anche con Villa Manin, con la mostra Miro, i colori di Miro, quindi c'è questa sinergia che se si vuole andare a vedere la mostra, poi timbrando il biglietto si può andare nelle cantine. Questo è un progetto che parte già, andrà avanti per vari mesi fino alla chiusura dell'evento. Tornando a San Martino i colori dell'autunno, i colori dell'autunno, ma anche i colori dei prodotti tipici, perché ormai il vino viene sempre abbinato alla gastronomia. I colori del cibo, cosa vuol dire? Abbiamo fatto un'importante collaborazione anche con Yolanda Decolò, con i prodotti certificati ERSA, i 7 prodotti dell'Oca Yolanda Decolò certificati dall'ERSA, e li potrete trovare in tutte le 25 cantine, o meglio in tutte le 25 cantine ci sarà lo spec d'Oca e poi in 10 cantine ci saranno tutti gli altri prodotti. Ogni azienda cercherà di abbinarli col proprio prodotto. Ecco, tu hai anticipato che ci sono 25 cantine e che aderiscono a questa iniziativa. Le zone più o meno sono quelle dei Colli Orientali, del Coglio? Sono sempre tutta la regione, le 7 zone DOC. È chiaro che in questi territori Colli Orientali, Coglio, c'è una presenza più massiccia, ma sono distribuite come sempre su tutta la regione, quindi si va dalla zona Aquilea, quindi dalla riviera friulana alla collina friulana, come arrivando alle Grave, chiaramente l'Isontino, c'è anche come sempre il Carso con la Paro, con l'azienda Paro, insomma copriamo tutta la regione. Certamente è un appuntamento che si svolge da 8 anni, come ricordavi tu, però forse dopo anche le recenti polemiche che ci sono state, e senza voler entrare nel merito perché insomma si stanno facendo le dovute indagini, però forse questo è un appuntamento che cade proprio a fagiolo per ridare un po' di credibilità a tante aziende che magari non dico che l'hanno persa, ma in ogni caso che hanno bisogno che la gente vada a tastare con mano e ad entrare in azienda per sentire e provare i prodotti genuini che poi producono, che poi è il vino, insomma. Questa è la nostra regola. Noi tutti gli eventi che facciamo li facciamo nelle aziende, noi crediamo di portare il turista nelle aziende, perché solo in questo modo c'è il confronto col vignaiolo e col prodotto. Sì, è chiaro, c'è un momento di, come si dice, di appannamento, ma il nostro prodotto regionale è di grandissima qualità. Se c'è stato fatto qualche errore lo andremo a capire. Non dobbiamo aver paura di quello che è accaduto,
soprattutto a volte noi friulani abbiamo questa criticità di non essere troppo uniti. Noi stiamo lavorando sotto questo aspetto, anche col progetto Strade del Vino, le 3 strade del vino, quindi quella in provincia di Gorizia, Udine, Pordenone, il movimento che fa da coordinamento, quindi stiamo cercando di tenere compatto questo concetto. È inutile, non lo dirò io, l'Only Planet Docet, insomma lo stanno dicendo nel mondo, il target soprattutto di questa guida è molto chiaro, è il turista che vuole le emozioni, è il turista che vuole un servizio, è il turista di una certa qualità, è il turista che ha anche una disponibilità economica. È inutile, il prodotto turistico, il prodotto enoturistico, il prodotto turistico che trattiamo deve creare business. Siamo partiti. Voglio dire che, come dicevo prima, il fatto di allegarlo al cibo si rifà alla nuova legge sulla normativa sulle strade del vino che partirà col 1° gennaio 2016, recita proprio questo concetto: vino e gastronomia certificata di qualità. Quindi l'intuito dei 2 assessori competenti, Sergio Bolzonello per il turismo e Sciauli, hanno fatto un buon lavoro. Siamo soddisfatti, adesso dobbiamo lavorare, dobbiamo fare quello che è il nostro mestiere, organizzare il prodotto. Organizzare il prodotto vuol dire un prodotto fruibile, quotato, chiaro, quindi su questo stiamo lavorando. E questi grandi eventi che noi chiamiamo, meglio li chiamiamo Cantina Aperta, è un contenitore di evento, stimola tutte le aziende che aderiscono a creare la propria chicca, il proprio valore aggiunto, la cosiddetta emozione. Indubbiamente tutte le informazioni si possono reperire dal vostro sito, adesso lo ricordiamo, e sicuramente anche ci sono delle cartellonistiche, dei dépliant che voi avete stampato per poter, insomma la gente può vedere tranquillamente e avere con sé per sapere quali sono le cantine. Pensate di riuscire a fare i numeri dell'anno scorso? L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi in qualche modo? Chiaramente sì. Voglio dire una cosa, noi puntiamo sì a fare i numeri, però è importante fare arrivare nelle cantine chiaramente i nostri corregionali, i nostri amici, ma soprattutto noi lavoriamo per muovere il turismo. A volte non è chiaro la differenza tra turista e visitatore. Il turista è quello che sta e pernotta sulla regione, quello che viene a spendere non solo per fare la visita nella cantina, ma viene a pernotta, si ferma al ristorante. Mi stavo dimenticando le cene, i pranzi col vignaiolo, altro concetto interessante, riuscire a raccontare l'abbinamento cibo-vino con il vignaiolo che racconta il prodotto, con una quotazione del piatto certificata chiara, quindi questo vuole il turista. I numeri, speriamo sì, però noi vogliamo numeri di qualità, noi vogliamo cercare di portare i turisti, quindi abbiamo fatto una comunicazione, stiamo sempre più puntando su quello che è la comunicazione sulla 2.0, 3.0 come viene anche chiamata, cioè i social, il web. Il sito di riferimento è molto semplice perché è www.cantinaaperte.info, stiamo attenti, non è .info, e poi c'è le pagine Facebook e del movimento e delle strade del vino, perché ribadisco, il lavoro che è stato fatto è già di aver creato una sorta di concertazione per il futuro 2016 che sarà un buon anno. E sempre di più i numeri lo confermano, dalle indagini del Censi si parla di fatturati importanti futuri, si parla di 4 miliardi sotto questo mondo, sotto questo prodotto turistico. Posso dire, ma questi sono i dati che lo confermano, che è l'unico prodotto turistico che tiene il mercato d'ambito Italia, culturale, balneare, perde quote e noi stiamo crescendo. Dobbiamo fare un ultimo sforzo che, mi ripeto, l'organizzazione e soprattutto un altro concetto, la formazione, perché il vignaiolo fa il vino e pian piano sta imparando a fare anche il turista. E questo è un altro aspetto importante. Per arrivare al turista e al turismo dobbiamo parlare anche e soprattutto delle strade del vino. Le strade del vino sono un appuntamento importante per quanto riguarda uno dei punti importanti per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Attualmente quante strade del vino sono presenti qui all'estremo nord-est d'Italia e
come pensate in qualche modo di poter usufruire di questo per fare anche turismo, insomma? Allora, va detto un concetto importante, il concetto proprio di strada del vino in questi anni ha fatto un po' di confusione, è paradossale questo concetto. La strada del vino non è solo un itinerario, prima di essere strada del vino è un progetto di marketing territoriale, è un'organizzazione, quindi vi do un concetto, in Italia sono nate 150 strade del vino, che funzionano oggi forse sono molto poche. Noi siamo partiti in ritardo per la devolution, venne trasferita la competenza regionale alle province, quindi sono nate le 3 strade del vino, strada del vino e sapori del Goriziano, strada del vino e sapori Colli del Friuli, strada del vino e sapori pordenonesi. Il movimento è stato coordinatore. Ora, con questa volontà, appunto, mi ripeto, della giunta regionale di accorpare, verrà creato un circuito unico, strade del vino del Friuli Venezia Giulia, però poi nei vari territori, quindi mantenendo le autonomie territoriali, abbiamo veramente delle peculiarità, saranno creati gli itinerari, quindi ci sarà un coordinamento che fa la strada del vino e sapori regionale e poi vari itinerari, quindi andremo anche a recuperare quelle zone dove per vari motivi non sono partiti i circuiti. Dico un ultimo concetto, Strada del Vino Aquileia è partita anni fa e ha avuto la stessa caratteristica di quelle italiane, quindi anche quella di Aquileia, e Aquileia è importantissimo come concetto, UNESCO, sarà reinserita, ricollegata in questo progetto. Speriamo, abbiamo già iniziato a parlare con il nuovo direttore Petrangelo, vedremo di fare un buon lavoro. Questo non lo vogliamo, cioè lo vogliamo fare noi, questo lo chiede il turista. Sabato 14 e domenica 15 novembre, cantina aperta a San Martino, le visite in cantina con le degustazioni enogastronomiche, prelibati in menù a tavola con il vignaiolo, come hai ricordato, piatti speciali per gli enotturisti, prodotti tipici tradizionali a base d'oca con l'azienda friulana Yolanda De Colò, e domenica San Martino in città al Visionario di Udine alle 18:30, grande chiusura con degustazioni enogastronomiche e prodotti d'oca, e a seguire anche la proiezione del film Zoran, il mio nipote scemo, che poi vede anche Giuseppe Battiston, che è uno degli attori di cui il Friuli va fiero come protagonista. Sì, voglio dire questo concetto, la lista delle cose che hai detto dimostra chiaramente come è importante proprio creare relazioni, creare rapporti. Hai parlato di cultura, di cibo, di vino, di territorio. Quello che noi da sempre abbiamo fatto, veramente prima ancora del concetto fare sistema, noi anche grazie alla mia presidente Elda Felluga, che è sempre mi ha sempre spinto verso questo concetto, abbiamo sempre cercato di fare. Cioè il concetto è molto semplice, insieme si vince, da soli si muore. E allora questo sarà lo slogan da queste cantine aperte in avanti, speriamo che si riesca in qualche modo veramente a recepirlo. Grazie Massimo Del Mestre, direttore del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, buone cantine aperte a San Martino e naturalmente viva tutto il movimento del turismo del vino e viva tutto il movimento del vino del Friuli Venezia Giulia. Grazie.